da un'auto mentre in bici attraversava la strada. 87enne sbatte la testa e muore sul colpo. Il fatto in via Vespucci a Mestre. I residenti, ennesimo incidente mortale in questa via. Ora basta. Al Duomo di Mirano i funerali di Laura Carosella, 46 anni, moglie dell'allenatore di calcio Francesco Benussi. Ha perso la vita una settimana fa in un tragico incidente. L'addio delle figlie: eri il nostro porto sicuro. Migliorano le condizioni dei 4 operai rimasti feriti nel crollo di un solaio all'ex caserma Pepe al Lido di Venezia. Interviene la CGIL, aprile nero per gli infortuni sul lavoro. Intervento dei vigili del fuoco alle 3:30 di stanotte nella zona industriale di Fossò per un incendio all'interno di un'azienda che smaltisce apparecchiature elettroniche. Indagano le forze dell'ordine. All'M9 di Mestre lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia per parlare di produzione ne è un ministro del turismo, Mazzi. Sul contributo d'accesso valuteremo alternative con il nuovo sindaco, dice. Il sudario di Gaza è arrivato anche a Venezia, un enorme telo bianco lungo 25 metri su cui sono stati scritti a mano i nomi di 18.457 palestinesi tra 0 e 17 anni uccisi dall'inizio della guerra. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca che ci porta in via Vespucci a Mestre, dove un 87enne è stato travolto da un'auto mentre in bici attraversava la strada. I residenti sono esasperati, parlano dell'ennesimo incidente mortale e dicono anche ora basta. Ha perso la vita sul colpo l'87enne mestrino travolto e sbalzato sull'asfalto da un'auto guidata da un signore anziano in via Vespucci. L'87enne stava percorrendo la ciclabile quando si è messo sulle strisce per raggiungere l'altro lato della strada, uno dei pochi tratti di Mestre ad avere sia l'attraversamento pedonale che ciclabile. In quel momento l'auto che proveniva dal centro di Mestre diretta verso San Giuliano lo ha colpito scaraventandolo a terra. Nell'impatto, prima con la vettura poi con l'asfalto, l'anziano ha sbattuto violentemente la testa, un colpo che gli è stato fatale. Indaga la polizia locale che sta esaminando i video delle telecamere di videosorveglianza. Non è esclusa l'autopsia sul corpo dell'anziano. L'indomani del tragico evento i residenti tornano a sottolineare la pericolosità della via, un rettilineo che invita a spingere il piede sull'acceleratore. Sono 25 anni che combattiamo contro l'amministrazione comunale nelle sue varie espressioni di tutti questi anni per far presente che questa non è una strada urbana ma di fatto un'autostrada. Ci sono parecchie macchine che passano, perciò bisogna stare attenti, ecco. Ma ha messo qua il semaforo che c'è stato anche un morto, una ragazza morta ancora tempo fa. 6 vittime in poco più di 20 anni in una strada urbana il cui limite di velocità va dai 30 ai 50 km all'ora. Qualcuno frena all'ultimo, anche se vado a piedi, anche stamattina che sono andata a camminare, comunque frenano all'ultimo, oppure suonano se sei magari anche sulla pista ciclabile. Ci sono le biciclette che corrono perché le macchine guardano le biciclette guardano i pedoni e non è mai finita. Bisogna fare la strada con un andamento ondivago, non rettilineo, ma basta mettere delle fioriere un po' qua e un po' là, in modo che la gente non si vede il rettilineo davanti. Basta morti su questa strada, basta! Assessore, basta! Non è possibile che la gente muoia sulle strade, sulle strisce pedonali, siamo in città, 25 anni che combattiamo, basta, intervenite subito! Al Duomo di Mirano i funerali di Laura Carosella, 46 anni, moglie dell'allenatore di calcio Francesco Benussi. Ha perso la vita una settimana fa in un tragico incidente stradale, centinaia di persone a renderle omaggio, l'addio delle figlie. Una folla silenziosa, quella che ha abbracciato Laura Carosella, 46 anni, al Duomo di Mirano per l'ultimo saluto. Rose bianche e rosse per accompagnarla, per giocare, come ha detto il parroco, i tempi supplementari del gioco della vita. Il tempo regolare è finito pochi giorni fa in un incidente che non le ha lasciato scampo, nonostante abbia lottato fino all'ultimo in ospedale. Appassionata di moda, Laura ha sempre cercato il suo posto nel mondo. Nella sua ricerca l'incontro con il marito Francesco Benussi, già portiere del Venezia, Vicenza e Udinese Calcio, ora allenatore dell'Hellas Verona. Presenti i ragazzi in divisa.
e i tanti venuti da Napoli, Palermo e Torino che l'hanno conosciuta negli anni in cui è stata accanto al compagno durante la sua carriera calcistica. Per tutti Laura era una presenza allegra e positiva, una ventata d'aria fresca, la sua presenza. Mamma tenace, amorevole e attenta per Camilla e Carlotta. Simpatica, forte e coraggiosa. Quando entrava in una stanza riusciva a far ridere tutti, aveva questo modo naturale di portare leggerezza e far star bene le persone. Era impossibile non volerle bene. Per noi non era solo una mamma, era la nostra migliore amica, il nostro punto di riferimento e posto sicuro. Una cosa che non dimenticheremo mai è quanto ci abbia sempre spronato a credere nei nostri sogni e nelle nostre ambizioni, anche quando magari noi stesse avevamo paura o dubbi. Diceva sempre di spaccare tutto e lo diceva con una fiducia in noi che ci faceva sentire forti davvero. Mamma, promettiamo che continueremo a credere in noi stesse, proprio come ci hai insegnato tu, e cercheremo di spaccare tutto anche per te. Torniamo sul crollo di ieri al Lido di Venezia con 4 operai rimasti feriti. Chiaramente si indaga. Facciamo il punto. Migliorano le condizioni dei 4 operai rimasti feriti nel crollo di un solaio all'ex caserma Pepe di San Nicolò al Lido di Venezia. Per il paziente ricoverato al Civile dei Santi Giovanni e Paolo, in centro storico, è stata già sciolta la prognosi da parte dei sanitari e a breve, nei prossimi giorni, potrebbe essere dimesso. Per i pazienti ricoverati all'Angelo di Mestre restano in rianimazione, ma non sarebbero in pericolo di vita, con condizioni in miglioramento. Nei prossimi giorni si andrà verso uno scioglimento della prognosi che resta riservata al momento per loro 2 e anche per l'operaio più grave ricoverato a Treviso. Si tratta di operai dell'impresa Costruzioni Iannini dell'Aquila. Il primo lotto dei lavori, propedeutici al cantiere, si era già concluso. Quando si è verificato il crollo nelle scorse ore non c'erano lavori in corso, ma bensì un sopralluogo, in vista della seconda parte più impegnativa dei lavori, che appunto è più consistente e dovrebbe iniziare in autunno verso ottobre. Quindi, quanto successo non dovrebbe rallentare l'esecuzione del cronoprogramma dei lavori. Il cantiere è promosso dall'Università Ca' Foscari, che anche in mattinata ha ribadito la propria vicinanza ai feriti in una nota. L'impresa in cantiere aveva tutti i dispositivi di sicurezza regolarmente indossati e in ordine e anche questo ha, molto probabilmente, evitato quella che poteva essere una strage con conseguenze ben peggiori. La CGIL del Veneto, dal canto suo, in una nota ha parlato di un aprile nero per quanto riguarda le cadute dai tetti e la sicurezza degli operai, ribadendo l'urgenza di investire sulla sicurezza. Il progetto alla Pepe è molto ambizioso e continua. La riqualificazione dell'ex caserma Pepe, che diventerà uno studentato, ma proprio per tutto il nord Lido, che rivitalizzerà insieme con l'ex ospedale al mare, Gottardo, eccetera, un'area importante della nostra isola. Intervento dei vigili del fuoco alle 3:30 di stanotte nella zona industriale di Fossò per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che smaltisce apparecchiature elettroniche in strada Nona. Nessuna persona è rimasta coinvolta, durante le operazioni sono arrivati anche il sindaco Alberto Baratto e i carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso questa mattina con lo spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dell'area coinvolta dall'incendio. Chiaramente si indaga sulle cause. All'M9 di Mestre voltiamo pagina allo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia per parlare di manifattura, di economia, di produzione con il neo ministro del turismo Gianmarco Mazzi che ha parlato del contributo d'accesso. Valuteremo alternative con il nuovo sindaco, ha detto ai nostri microfoni. Mettere a confronto politica, istituzioni e società civile sui temi strategici per lo sviluppo economico del Paese. Alla 2 giorni di approfondimento organizzata all'M9 di Mestre da Fratelli d'Italia sono presenti, oltre ai rappresentanti veneti delle associazioni di categoria, i maggiorenti nazionali del partito. Noi vogliamo dare attenzione a chi fa grande l'Italia. Chi fa grande l'Italia sono le nostre imprese
grazie alle incredibili manifatture, grazie alla creatività, grazie al genio italiano, grazie soprattutto, visto che siamo in una regione come il Veneto che ha tante piccole e medie imprese che riescono a esportare a livello globale, alla qualità dei prodotti che riusciamo a realizzare. Inevitabile entrare subito nel merito di una crisi energetica che dall'invasione dell'Ucraina alla guerra in Iran sta diventando tema ricorrente, rivelatore di una fragilità da risolvere in ambito europeo. Fonti comuni per avere prezzi migliori, avere il coraggio di liberalizzare il mercato dell'energia all'interno dell'Unione, evitare che ognuno si approvvigioni a modo suo, perché chiaramente deve essere una risposta globale nel momento in cui la sfida è globale. Una sfida globale per la quale da anni ormai in Italia si torna a parlare di centrali nucleari. Realizzare nel nostro paese uno stabilimento industriale che produca in serie, come qualunque altro generatore, impianti nucleari di piccola dimensione, puliti e sicuri, che poi vengono trasportati con un container laddove vengano richiesti. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 75 milioni di presenze però spesso concentrate per la maggior parte negli stessi luoghi, e da qui che nasce l'overtourism. Io invito tutti ad avere un atteggiamento molto accogliente rispetto ai turisti. Sono sempre impaurito quando si parla solo dei problemi, l'overtourism, che li conosco tutti. Il contributo d'accesso può essere una soluzione? Questo adesso ragioneremo col sindaco che arriverà, vediamo se ci sono delle alternative e proveremo a vedere se ci sono delle soluzioni. Pur candidato con il centrodestra alle prossime comunali, Stefano Zecchi non risparmia critiche per la gestione delle posizioni assunte dal sindaco e dai vertici di Fenice Biennale sulla questione Venezia e sulla questione del padiglione russo. È stata portata avanti, mi spiace dirlo, è stata portata avanti molto male questa questione. È una posizione netta quella assunta da Stefano Zecchi su polemiche e proteste dei dipendenti della Fenice contro la nomina di Beatrice Venezia direttrice artistica del teatro. Zecchi è candidato alle prossime comunali di Venezia con Fratelli d'Italia, quindi con la maggioranza uscente, ma intervistato a Focus dal direttore Luigi Bacialli esprime dissenso sulla linea adottata fin qui dal sindaco Luigi Brugnaro e dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Non ci si mette mai contro l'orchestra, mai. Si cerca il dialogo, si cerca l'accordo. I musicisti sono figure che vivono di arte, sono figure particolari, sensibili, hanno a cuore la qualità estetica della loro rappresentazione. Veneziano, peraltro nipote di un direttore d'orchestra e lui stesso diplomato in violino, Zecchi ha insegnato estetica all'Università di Milano, città nella quale è stato assessore alla cultura proprio negli anni in cui una profonda spaccatura all'interno del Teatro La Scala portò alle dimissioni di Riccardo Muti. Non si può fare muro contro muro e appunto pensare a un'istituzione come la Fenice, un'istituzione che sia da gestire come una società per azioni. No, non si può. Anche sulla partecipazione della Russia alla Biennale, Zecchi non è d'accordo col sindaco Brugnaro e in questo caso con il presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. C'è poco da fare, è giusto censurare in questo caso gli artisti che oltretutto sono vicinissimi al regime, perché una è la figlia di Lavrov, il ministro degli esteri della Russia, e un'altra che è vicina al KGB. Non si deve fare del padiglione della Russia un altoparlante di un governo, di un paese, di uno Stato così nemico della libertà come quella russa. Le vicende internazionali a Venezia, il sudario di Gaza. Presente negli ultimi mesi in diverse manifestazioni in Italia, il sudario di Gaza è arrivato anche a Venezia ed è stato srotolato in campo San Giovanni e Paolo tra le facciate della chiesa e dell'ospedale civile. Un enorme telo bianco, lungo 25 metri e largo 7,5 metri, su cui sono scritti a mano i nomi di 18.457 palestinesi sotto i 17 anni, uccisi dall'inizio delle operazioni dell'esercito italiano in Palestina il 7 ottobre 2023. I dati sono stati ricavati dall'ultimo rapporto emanato
emanato dal Ministero della Salute di Gaza, aggiornato al 31 luglio 2025. Accompagnato da uno striscione con la scritta "Non dimenticare un solo nome", il sudario è nato da un'iniziativa del collettivo Carnia per la Pace ed è un'opera itinerante che, portato in braccio da gruppi di volontari, sta attraversando diverse città italiane. Anche a Venezia la sua esposizione è stata preceduta da momenti di approfondimento e di riflessione. Lo sport, il calcio, domani pomeriggio alle 15, la Venezia di Giovanni Stroppa scende in campo a Bari, punti pesanti e pesantissimi per la promozione. 4 partite dalla fine del campionato di Serie B con 3 punti di vantaggio su Frosinone e Monza, le inseguitrici dirette. Il Venezia affronta da prima in classifica la seconda trasferta temibile in casa del Bari. Assetato di punti salvezza, mister Stroppa detta la linea. Dare continuità ci ha portato comunque a essere lì e i vari punti singoli che abbiamo fatto ci hanno dato una classifica importante. C'è soltanto un unico obiettivo, che è quello di mantenerla fino alla fine, e quindi ritorno a dire le stesse cose. Più partite vinciamo, o magari vinciamo le stesse rispetto a quelle che ci stanno inseguendo. Rispetto alle recriminazioni per le decisioni dell'arbitro contro l'Entella, Stroppa dice: Sicuramente non cambia il mio stato d'animo, io ho soltanto sottolineato una cosa che sembrava fosse evidente. Poi per il resto si applica il regolamento, si può sbagliare, non si può sbagliare in campo, ma fuori, guardando le immagini, credo che sia stato troppo evidente per non sottolinearlo, ma lo dico in maniera serena e non posso fare altro. Io ho fiducia 20, non lo dico perché sono a capo del gruppo, ma lo dico perché la squadra è troppo bella, è bellissima, è fortissima, ha mentalità, si allena da Dio, quindi vado oltre la fiducia, quindi sono assolutamente sereno in questo senso. Da Venezia è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.